Questo è Forte Gazzera, parte del campo trincerato di Mestre. Il Regno d'Italia nel 1866 prende il Veneto agli austriaci. Venezia è protetta da Forte Marghera, ma presto l'evoluzione delle artiglierie rende necessario progettare nuove fortificazioni. Prendendo a modello le fortezze austriache del 1866 progettate da Andreas Dunkler, nel 1883 inizia la costruzione del campo trincerato di Mestre, costituito da forti gemelli, distanti circa 5 km da Forte Marghera. Inizialmente si pensa di costruirne 6, ridotti poi a 3 per i costi eccessivi. Forte Gazzera completato nel 1886 sulla via di Castelfranco, Forte Trono completato nel 1890 sulla via per Padova e Forte Carpanedo completato nel 1892 sulla via di Treviso. Però i tre forti, basati su modelli superati, nascono obsoleti, soprattutto a causa dell'introduzione per le artiglierie dei proiettili esplosivi e delle canne rigate. In risposta, a partire dal 1907 viene creata una nuova cintura più esterna di 7 fortificazioni e vengono aggiornate le 3 esistenti, dotandole ciascuna di 6 cannoni più moderni. Nel 1915, con l'entrata dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale, l'Alto Comando, vedendo la vulnerabilità delle fortificazioni di confine, ordina di spostare dal fronte le artiglierie del campo trincerato di Mestre, processo che accelera dopo la sconfitta di Caporetto per alimentare la difesa sul Piave e poi la controffensiva. A guerra finita nel 1918 viene ridotta l'importanza dell'arsenale di Venezia in favore delle più sicure basi di La Spezia e Taranto. I forti del campo trincerato di Mestre, persa quindi la funzione difensiva, vengono trasformati in caserme, polveriere e magazzini, fino al definitivo abbandono negli anni '80.